Vorrei presentarvi le persone che qui con noi oggi prenderanno parte alla discussione. È arrivato anche Franco Frigo, abbiamo Margherita Miotto, Federico Ossari, l'assessore Piron del Comune di Padova, tutte persone che sostengono la proposta Pierluigi Bersani segretario. Mi è stato chiesto tempo fa per chi il sindaco Castaldon avrebbe voluto dare il proprio sostegno. Non ci ho messo molto a individuare la persona che in modo più concreto risponde alle esigenze e ai problemi di oggi. Se noi tutti andiamo a vedere come la politica oggi parla ai cittadini e lo fa attraverso i media, si bada molto all'apparenza e poco alla sostanza. In questo senso penso che Bersani, con la sua esperienza amministrativa da consigliere comunale di opposizione, se non sbaglio di Bettole, è arrivato fino a essere presidente della regione Emilia-Romagna e oggi candidato di un partito che deve affrontare i problemi, l'economia, il modo in cui tutte le persone si sentono parte della società, penso che sia la risposta migliore, partire dall'esperienza e dalla capacità di coinvolgere. Allora, visto che l'abbiamo atteso per un'ora, starà qui con noi tutta la serata per Luigi. Le pizze per asporto sono state ordinate, quindi i sigari ci sono, quindi quelli ci sono. Allora, nel ringraziare Pierluigi Bersani che ci ha raggiunto, la candidata alla segreteria regionale Rosanna Filippin. Dico subito a Renato Zordi di chiudere le porte perché già mi hanno detto che li aspettano da un'altra parte, ma noi non li lasciamo andare. Va bene, allora noi li terremo il più possibile per parlare del PD, perché è la cosa che abbiamo più a cuore. E io quello che voglio dire nel passare la parola a Pierluigi, senza dilungarmi troppo perché già l'abbiamo fatto con i convenuti, è dacci dignità. Dacci dignità perché? Perché qui ci sono persone, tutte queste persone escludo le persone che hanno già avuto degli incarichi, che sono qui alla mia sinistra. Tutte queste persone sono volontari, sono persone che lavorano da mattina a sera anche per il PD. Sono persone che del PD non hanno fatto una professione, non hanno guadagnato un euro nel fare quello che fanno, che significa stare sul territorio, parlare dei problemi, dedicarsi ai problemi delle persone e portarceli a noi amministratori. Fanno moltissimo e queste però si sentono abbandonate. Noi in questo anno e mezzo, in questi 2 anni abbiamo vissuto il caso Villari. È una cosa che ci ha fatto male, ci faceva ridere e ci faceva male. Viviamo ogni giorno, o quasi purtroppo, il caso Binetti. Possiamo noi sentirci dire ma tu da che parte stai? No, questo a noi non sta bene. Noi vogliamo un segretario che ci dica la posizione del PD è questa, non vergognatevi e siate anzi portatori con dignità del valore di essere oggi PD. Ti chiedo solo questo, oggi non può essere che il Veneto per la prima volta non ha a Strasburgo un rappresentante del centro-sinistra. Noi abbiamo rappresentanti ottimi dell'Emilia Romagna, ma i nostri candidati non ce l'hanno fatta. 5 milioni di persone che oggi non hanno una rappresentanza. Mi chiedo, e chiedo a te che sei economista, oggi uno che ha un'impresa e vuole concorrere a un contributo europeo si rivolge a Elisabetta Gardini. Io mi chiedo per queste persone che ci sia questa assunzione di responsabilità che so che tu farai, dare più dignità al nostro territorio. E grazie ancora da subito. Ma mi avranno spiegato che l'ora di ritardo non è colpa mia, perché è stato il grande business dall'Italia che ci ha portato a queste cose. Abbiamo azzeccata un'altra. Ma dunque, guardate, molto semplicemente, brevemente, che penso che possiamo
possiamo intenderci. Sì, io intanto non ho in testa il partito di un uomo solo, ecco, quindi rispondo subito, diamoci tutti assieme più dignità. Anzi, vi dico molto sinceramente, io mi sono proprio deciso di candidarmi perché secondo me vedevo che prendevamo una piega su questo punto proprio non convincente, almeno per me, e vedo che tanta gente la pensa così. Quando io dico partito popolare, intendo intanto una critica a che cosa? Al populismo. Cos'è questo famoso populismo? È questa semplificazione della partecipazione. C'è uno che decide, c'è uno che lancia il messaggio e gli altri poi seguono. Non nel caso di essere protagonisti, si può essere supporter di quello. Questo è. Non è possibile. Un grande partito che non ha un padrone non può essere un partito di tipo leaderistico. Ma è anche in polemica questa parola popolare con un altro difettuccio che abbiamo avuto anche e che direi così, cioè il difettuccio di essere noi quelli che la sanno sempre giusta, cioè partito un po' illuminista, un po' giacobino, adesso qui forse c'è qualche studente, un partito iperrazionale, insomma, in poche parole è un partito che c'ha un po' la puzza sotto il naso e non sei sicuro se gli piace la gente. Bisogna che ci piaccia la gente. Anche quello che guarda Rete 4 bisogna che ci piaccia. Cioè, perché se non trasmette l'idea che ti piace la gente, così com'è, eccetera, non puoi essere un partito popolare. Quindi il partito popolare è un partito che si organizza per guardare la gente che gli piace all'altezza degli occhi, dove vive. Il partito popolare è un partito che sa a chi si rivolge in particolare, cioè ai ceti popolari. Stiamo parlando di figure che sono il lavoro, la piccola impresa, la condizione della famiglia, a cominciare dai temi del reddito, dei servizi, la nuova generazione, la prospettiva della nuova generazione. Questo è il perimetro del nostro business. Questo, al concreto, sono gli interlocutori nostri. Questi interlocutori vivono in un posto che si chiama territorio. E quindi noi dobbiamo assolutamente recuperare, perché noi ce l'abbiamo nel DNA questa cosa qua. Io dico sempre, quando dico un senso, una storia, no? Io ci ho messo queste parole non per il passatempo, per la nuova generazione le ho messe. Perché devi anche dire che fiaco la portano avanti. Uno che si mette lì e dice mi occupo di politica perché ha una spinta ideale, non c'è mica altra cosa, non è che uno a 15 anni, 16 o 20 dice sai, possono rifare il mestiere della politica, nessuno parte così. La spinta ideale è un solco, un percorso. Allora quel solco e quel percorso, noi, ho sempre detto e ripetuto, non potremo dire ai giovani fra 10 anni, perché noi non possiamo fare un partito tutti gli anni, no? Adesso abbiamo già dato. Noi facciamo il partito del secolo. Non è che posso dire fra 10 anni a un giovane, dice ma dove è nato il PD, da dove viene? Dice dai DS della Margherita. Lui mi guarda stranito perché non sa di cosa sto parlando. E anche se gli spiego il compromesso storico, Moro, Berlinguer, eccetera, cose che a me fanno palpitare il cuore, sono oltrepassate la nuova generazione. Noi per dargli più spazio davanti dobbiamo andare più indietro. Quando le nostre culture, all'inizio dell'unità del paese, all'inizio della nostra storia nazionale, le nostre culture non erano nei rami alti, io dico sempre, ricordiamocelo questa cosa, le nostre culture hanno fatto 50 anni senza essere in Parlamento, i cattolici non votavano, c'erano i non espedi, i socialisti giravano per le stalle a organizzare i braccianti. Cosa hanno inventato in quel momento lì? Hanno inventato l'idea che mettendoti dalla parte dei più deboli, dei subordinati, di chi lavora eccetera, puoi fare una società migliore per tutti. Questo hanno inventato. E hanno cominciato dal territorio.